Siamo in compagnia del dottor Nicola Severini di Veneto Agricoltura, con il quale facciamo il punto sull'andamento del settore del comparto della pesca veneto nel 2021. Com'è andata, Nicola? Allora, il 2021 è stato un anno buono per la pesca veneta. Infatti è da notare anche l'aumento delle giornate di uscita in mare dei pescherecci, che quindi hanno portato alla fine più pesce ai mercati ittici. Per quanto riguarda invece le dimensioni della flotta e poi il numero delle aziende che ci lavorano? Allora, la flotta veneta può contare sull'operato di 655 pescherecci, che rappresentano anche il 5,4% dell'intera flotta nazionale. La flotta è rimasta invariata rispetto all'anno precedente. Invece, per le imprese, se consideriamo le sole imprese del primario ittico, quindi quelle impegnate nella pesca e nell'acquacoltura, sono in totale 3.159, con un rialzo anno dello 0,8%, mentre se consideriamo le imprese dell'intera filiera ittica, quindi anche di quelle impegnate nel commercio e nella lavorazione e trasformazione, le imprese sono 3.867, con un rialzo dell'1,1% annuo. Passando invece alla produzione di pesce, produzione giunta nei 6 mercati ittici veneti, come si presenta il quadro? Allora, la produzione complessiva del Veneto giunta nei 6 mercati ittici è di 18.442 tonnellate. Ricordiamo quali sono anche i mercati ittici. Certo. I due più grandi sono Chioggia e Venezia, e poi ce ne sono 4 tipicamente alla produzione, quindi parliamo Caorle, Pila Porto Tolle, Portoviro e Scardovari. Ritornando ai quantitativi, sono un rialzo del 12,9% rispetto al 2020, mentre il fatturato, pari a 47 milioni e mezzo, sale del 24,2%. Se noi teniamo conto anche dei transiti nazionali ed esteri che giungono nei mercati, come dicevamo prima, di Venezia e Chioggia, per Chioggia si evidenzia un aumento in volume del 3,8%, mentre il fatturato cresce del 12,3%, mentre a Venezia, sulla stessa falsariga, i quantitativi aumentano del 2,7% annuo, mentre il fatturato del 12,2%. Invece, per quanto riguarda la produzione dei molluschi bivalve, che ricordiamo che è una produzione importante per il Veneto. Importante e tipica, quindi parliamo delle vongole di mare e dei fasolari, che vengono pescate dai 2 consorzi di gestione dei molluschi veneti, quindi quello di Chioggia e di Venezia. Anche se la produzione complessiva risulta in aumento del 6% in base alle 2.700 tonnellate circa di molluschi pescati, c'è il settore della vongola di mare che è in continua crisi da diversi anni. Infatti registriamo un meno 2,3% per il consorzio di Venezia e meno 4,2% per quello di Chioggia, mentre i fasolari tengono su la produzione totale con buoni rialzi nell'ultima annata.